E vuoi non fare un giro sulla ciclabile del Brugine? Ma sì, dai, canna il porco, metti dopo qualcuno, no? Ti chiede, magari, non so, i tuoi nipotini quando sarai vecchio, ti diranno: no, ma te sei stato nella ciclabile del Brugine? Anca massa! Ah sì, aspetta, angolo culturale. Da noi anca massa significa certo che sì. Ah, è che no, qua menona. I cocai che grida, i gabbiani che urlano, cioè quanta più poesia, no? C'è nei cocai che grida, cioè tutta un'altra roba. È fatta bella sta casa, è fatta praticamente tutta di tegole, sì, che è di un signore che fa le tegole, l'ha fatta a casa e l'entrata tutta le tegole, è bellissima comunque, veramente bel effetto. Eccola, giusto per dire che abbiamo fatto tutta Brugine. Tu pensaci qui al gatto di montagna che prende il suo topo e non si lagna, invece del gatto di città che gli dici: se non vuoi le crocchette qua c'è il patè là, do speassa e in tel cuo e il voe anche aiù. Vola dritto come il coccale de prima mattina, col giasso e abrina, e annusa gli odori della gente, constata poi sto quasi proprio pussoente, a seguito di un anelito di odore, di vero odore. E il CP afferma che quasi passa proprio un spussone. Ma snasa qua, amore, e snasa. Noi abbiamo identificato il gatto, il gatto. E direi, mi aspetti i pantegani? Eh sì, è un cuore scuro, ma per adesso è un marocchino. No, ma volevo dire che, vedi, ogni volta che io vengo qua da Mirko è un po' come se io avessi preso tipo un giocattolo, no? Perché se ci pensi, il camper, lasciando star che ok, vabbè che vivo e ci lavoro, ma è comunque una sorta di giocattolo, sai che facciamo tanto finta di essere grandi, ma in realtà continuiamo comunque a giocare come bambini con i giocattoli. C'è chi ha il camper, chi ha la bicicletta, chi ha il go-kart, chi ha la moto, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno chi ha il tennis, chi ha le bocce, capisci? Cioè, quindi anche in tardissima età, ognuno ha i propri giocattoli. E io ogni volta che vengo da Mirko, diciamo che queste modifiche sono comunque, sai, sì, ok, sono implementazioni, il giocattolo in teoria è sempre lo stesso, ma per me è quasi come avere sempre un gioco nuovo, un po' come quando hai, non so, la città delle Lego e ci aggiungi la stazione dei pompieri, ci aggiungi, hai capito, il panificio, questo e quell'altro, e quindi è veramente sempre una specie di emozione, insomma, dai, essere sempre qua e dopo, vabbè, gente più che carinissima. Questo però purtroppo, cioè purtroppo, questo però lo può sapere solo chi li conosce di persona, insomma, perché sai, un conto è dire, parlare bene alle persone, grazie al caso sei mio amico, eccetera, ma è un conto è vedere veramente in realtà che personcine sono. E poi Mirko c'è sempre stato anche per le cose brutte, cioè cose brutte nel senso, cioè quelle cose non divertenti, ossia le emergenze di quanto, non so, si è rotta una roba dell'impianto elettrico piuttosto che il tubo dell'acqua, il water, che robette là, insomma, ecco. Io Billy mi mai non attaccare. Ma secondo te Mirko è un elettrauto? No. Però vedi a volte, è come dire, non so, metti tua mamma, tua nonna, tuo zia, quello che vuoi, che fa il pane meglio del panificio, però non è una panettiera, cioè capisci? E il senso è questo, in quanto, vedi, questa è una cosa che ti può essere anche utile, perché allora è un attuale problema di pulming, quello della batteria motore che viene sempre azzerata da qualcosa. Allora adesso siamo agli inizi, dobbiamo ancora vedere nulla, molto probabilmente si deduce che a tirar giù la batteria motore, tra parentesi 12,2, che è molto basso, sia la retrocamera, in quanto le retrocamere comunque hanno uno stand by
comunque possono avere una comunicazione wifi, comunque possono avere la visione notturna, quindi anche se non vengono utilizzate in stand-by attivano gli infrarossi, lo puoi vedere da dietro quando la guardi di notte, vedi che ha tutti i puntini rossi, ok? E questi consumi arrivano all'incirca a 0,7 ampere ora più altre cose che adesso andremo a vedere. Quello che si presume qua è esattamente come dice Yuri, che è la telecamera che fra infrarossi e fra il modulo wifi che comunica con lo schermo siamo circa all'ampere ora di assorbimento, che vuol dire che nell'arco di 2-3 giorni che tu stai fermo ti butta la batteria, non dico a terra, ma già ad un punto abbastanza basso. Adesso bisognerà riaprire tutto qua, ricercare i fili che alimentano la telecamera dietro ed provvedere all'esclusione manualmente, diciamo, con l'interruttore. A quando a Yuri servirà la telecamera andrà ad attivare e quando non servirà la toglierà. Ecco, adesso abbiamo smontato quella parte ultra critica dei pulmin che Mirko ogni volta dice ti obbligo a farti rifare il mobiletto, e io ho detto no dai, usiamo questo finché c'è, perché praticamente per ricomporlo e far tornare le viti c'è da diventare scemi in due, tra l'altro, puoi immaginare da soli. Un puzzle 0304 la telecamera era probabilmente la somma del monitor davanti e quello dietro che dà 0,7. Esatto. Ah, aspetta, sì, è vero, non ti abbiamo spiegato giustamente. Allora, come risolvere questo problema se anche tu hai la telecamera che ti butta giù la batteria a servizi? No, sì, l'aveva detto Mirko, che metti il pulsantino che stacca e attacca all'occorrenza, quindi la tieni sempre disattivata, quando sei in corsa, cioè col motore acceso, la attivi. Esatto, come ce l'ho io. Ah, la tu così? Candell'ostia. Tutto sotto bottone. Ecco. In dialetto veneto, tutto sotto bottone. Sì, che è una regola comunque dovrà essere abbastanza generale, perché le tanti consumi che par cazzate 0,3, 0,4, ma dopo tutti sommati ti arrivi tipo a 2 ampere e fa te 2 ampere per 24 ore fa 48 ampere, mezza batteria in una giornata per niente, cioè tutte robe che sta in stand by, diciamo, no? Hai capito? Sì. Per quello anch'io, grazie al pannellino della DS Tech per i servizi, ho iniziato a capire cosa è che consuma, quindi ho iniziato a disattivare anche tutti i pulsantini, no? Dell'abilitazione dei servizi. Poi ho capito, cazzo, sta luce qua consuma il triplo di quella, però quella più economica fa più luce, e dici ma come? Allora uso di più quella economica, cioè capisci tante cosette che non ti sa finché non ti provi. Ancora accesa. No, una cosa che mi rincuora tantissimo. Ah cazzo, l'hai riaccesa quella dietro? È riaccesa così. Difatti, ok, una cosa che mi rincuora tantissimo. Questa è quella posteriore, la telecamera. Quella sopra? Esatto. Ok, allora mi ricorda tantissimo che la possiamo disattivare da qua, quindi senza aprire il camper da altre parti sconosciute, quindi perfetto, allora, era la cosa più difficile. È quello che ti alimenta la telecamera. Che era la parte più difficile, l'abbiamo già trovata. Che culo. Adesso la parte più facile è staccare il monitor e una volta staccato il tutto ricontrollare quanto assorbimento c'è. Allora, eravamo a 0,9 ampere circa in totale. Se non ricordo male il tuo schermo è questa là, vedi, guarda, vedi, quella roba la metti in parte i fili praticamente a cavallo dei fili, robe assurde senza toccarli, e lei ti dice quanta corrente che passa. Amperometrica in DC-DC, a tecnologia degli AC/DC, gli attacca cantando e guarda dopo che misteri la butta su. Allora aspetta, no, dica Mirko, cioè sponsored by, no, sponsored è una merda perché le ho pagate dei caramè originali da Fabri, e ho trovato dove? Pofabro, al consorzio del Pofabro, esatto, va a vedere il consorzio del Pofabro. E questa è quella che va con tutte le varie telecamere, no? Segnale di quando è accesa le varie telecamere, cam 3, cam 2, cam 1, cam 4, secondo me. Facciamo una prova? Vai. Schermo acceso? Si è spento? Esatto. Bene. Si sono trovati tutti, basta in 2 secondi, tic tac. Quindi è il discorso di prima. Mi ricordo se è un elettrauto, no. Però fai roba dell'elettrauto, cioè quindi a tu capio, sì, adesso non vorrei dire. Ovvio che essendo un mio grandissimo amico che fa pubblicità pesante, però pubblicità pesante dove gliela faccio? Sua realtà dei fatti, cioè hai sempre visto come lavora Mirko, cosa ha fatto Mirko,
cosa ha combinato, cosa ha risolto, e quindi c'è poco da girarci attorno, ragazzi. I fatti qua, i fatti. Leva dal gancio davanti, Infatti che vediamo te che li possono assorbimento anche hai. raccontare tutti tu che sono passati da Mirko, che Abbastanza. sì, a parte qua, insomma, poi solo che parlar bene si dice da noi, no? A modo di dire, possono solo che parlar bene nella serie. Prova del 9, cioè guardiamo il 9 come che va, se va bene. Allora, Perché metto anche il bacchetto, perché se che casca in testa sti 40 kg di cofano, le buone anche ad offendersi, eh? chi? Ni? 0, 20. 0,21? Sì, Striscia LED. esatto, quindi abbiamo, guarda, una di qua e Una una di là qua. nel tacco, quindi bisogna chiudere la porta e rifare il test da dentro. Ok, adesso niente, devo saltare le riprese, perché io che sono piccolo mi metterò nell'angolino qua, chiuderò la porta, gli attaccherò. Si spegne? No, sono accese. Bravo Aereo, dica ciao Aereo. Buongiorno Aereo! Saluto Aereo. Sicuro? Sì, guarda, il monitor, scusa. È il monitor? Sì, Ok. SS tua. Bene. E tu? Che a volte Era ho fatto la utile che scorta dei questo- bottonetti su Amazon, sti bottonetti qua. Boh. E tu? Tac. ora, E tu? Sempre utili a fine. Se mi faccio così si impiscerà la telecamera da Dio, Ma non il monitor. ma non il monitor. Aspetta, va che vediamo anche tu da Svizzera che vieni a trovare Mirko, vedi tu? Ormai Mirko l'International? Sì, no, adesso ho letto, vedi tu, Nord Affari. Sì, è il settimo, testuali parole, che mi dice, per colpa tua che ho comprato il camper. Quindi insomma, scioriti a Nord Affari, bisogna mettersi un filo d'accordo qua, Ma che scherzo, ma neanche tanto. No, Italia, il momento è catartico. In tal senso che abbiamo cattato un modo su come pagare manco scarico bolli e assicurazione. E ora, il tuo Daniele, qua presente oggi, ci spiega che, 2 punti. In Svizzera usiamo la stessa targa per la macchina e anche per il camper. Cioè, loro con la stessa targa, no? Si paga il stesso bollo e la stessa assicurazione. Si chiama trasferibile. Ma in Italia non esiste sta roba, no? Illegale. Ah. In Italia è illegale. Cioè, tu capio? Noi altri a sbattersi i coglioni, pagare il bollo del camper, della moto, e ciccico qua, stessa targa e si aggira. Tu capio? Poi fa come in Come- America. eh, Una come- targa più veicoli. Figata. Basta spostare la targa. Come i cinesi qui si gira le aziende per non pagare tasse, qua Più si o gira meno, la targa. più o meno, esatto. Che figata! Momentaneamente, fino a quando non finiamo i misteri, ho la fortuna di avere il generatore che carica anche la batteria motore. Adesso non so se è così su tutti i camper, comunque in Pullman la colonnina del 220 e il generatore caricano anche la batteria motore. Facciamo una prova e vediamo se va ancora tutto. Studi scientifici dimostrano che ogni volta che porto a piova a Mirko, traduzione, Esatto. gli porto la pioggia. Ma sì, ma Ok. perché gli si cosa. Oh, grande, il pulsantino funziona. Gli si irriga i campi, hai capito? Faccio girare l'economia, l'agricoltura. Che se non è piova, come fa a dare da bere alle piante? Allora, sotto specie di aggiornamento, adesso non c'è più luce perché ci siamo fermati a ciacolare. Come si dice da noi, il sol magna e ore, ma anche Esatto. e ore magna il sol. Esatto. Che non è il sole. Comunque, era la retrocamera, quindi anche te ragazzo stai attento, indipendentemente dal fatto che siano wifi o non wifi, magari il wifi potrebbe consumare un pochino di più, ma io questi problemi ce li avevo ancora prima anche con l'altra che aveva i fili. Attento alle retrocamere, quindi tieni monitorata la tua batteria motore, quindi o la stacchi con lo stacca batterie che io ad esempio ho ma non uso per non perdere la memoria dell'autoradio, o scolleghi in qualche modo la telecamera, insomma ecco, sii consapevole che hai una roba che può lasciarti a piedi di batteria motore, e soprattutto sai che quando la batteria motore scende troppo giù poi la butti via. Esattamente. Traduzione? Transinti e squasse. Più o meno. Vedi che tu avete i miei famosi faretti, no? E serve per fare i misteri qua con Mirko? Per fare i video non li ho mai usati. Come no? Qua, una volta, vabbè. Con Diego? Ah sì? Dobbiamo usare i faretti? Ma se Cazzo, fa proprio un video professionale, non l'ha detto Lucci. Ah sì? Porca miseria. Tu a questa in pissa qua, no? Ovviamente il tutto funziona e sono stracontento, però adesso prima di passare al prossimo giocattolo volevo, nonostante sia ufficialmente scritto nei libretti, ok, di istruzioni, volevo far capire in diretta assieme a Mirko come funzionano i parallelatori, e attenzione che c'è una cosa secondo me non molto simpatica. Mi comunque continua, insista,
che adesso sono attaccare a fare anche recensioni dei gotti dei vini, quindi insomma aziende agricole. Allora ragazzi, sì no, abbiamo tagliato dietro le quinte. Allora ragazzi, la cosa che secondo me non è tanto simpatica di questi parallelatori è che effettivamente anche nel librettino di istruzioni c'è scritto che partono a caricare la batteria motore quando la batteria dei servizi è 13,6. Cazzo, ma Esatto. 13,6 è tantissimo. E ho detto, ma vuoi vedere che è per quello che il mio parallelatore non funzionava? Tra parentesi, durante i miei test ero a 13,2. Ho comprato un altro parallelatore della CBE, mi è arrivato, l'ho attaccato e anche quello non funzionava, cioè morto completo. Abbiamo fatto i test, arriva corrente alla batteria motore, arriva corrente dalle litio, qual è il problema? Mi sa che il problema è proprio questo ragazzi, e adesso verifichiamo con Mirko. Adesso andiamo a alimentarti il filo nero che è il negativo comune e per vedere appunto se lui scatta a 13,6 ci attacchiamo sul rosso che è quello dei servizi, la linea rossa, gli diamo un alimentatore, lo alziamo a 13,6, vediamo se lui scatta, vuol dire che lui passa, se no vuol dire che questo qui è andato, probabilmente si sarà bruciato qualcosa qua dentro. Questo è quello mio vecchio, quello originale, cioè Esatto. originale, no, l'ho comprato quando ho montato i pannelli, ma originale nel senso che ormai ha già 2 anni e qualcosa. Per vedere se va, praticamente basta anche solo vedere la lucetta verde Sì, che esatto, si accende. esatto, basta vedere se la lucetta verde si accende, se si accende vuol dire che il relè che c'è qua dentro scambia, se invece non si accende nessuna lucetta verde vuol dire che probabilmente o si è incollato il relè oppure... E proviamo comunque quell'altro che ho ricomprato. Attimo del suspense, durante l'attimo del suspense mi bevo il megotto di vino. No, non so diventare imbriagone. Lei che non fumo, non mi drogo, non faccio niente di niente, manco ogni tanto una ombretta. Più che altro con anche freddo, qua tutto in crudo io, no? E ora con l'ombretta te scaldi, no? Come fai una volta. Potenza estrema. Pausa un attimo, no, guarda leve che là il sedile del Camillo, c'è cos'è l'autoespulsione e dopo guarda cos'è il massaggio cinese, no? Che a fine là l'happy ending, no? Uccio, cosa fa adesso? Adesso tu scoprire. Paura, però stai distante, fa stare per aria. Al massimo sì, saltiamo per lì. Può essere che saltiamo anche a palzi di stock. Ah, Abbiamo superato i 3 kW, no, fatto corto. aiuto per mi scappa. Non capivo niente, perché mi non capissimo niente? Ho tarato l'alimentatore come lo vogliamo. Ah, ok. Adesso li attacchiamo. Italia, quanti esperimenti. Cioè, don't try at home, cioè se Più o meno a esatto. casa. No, se può farlo a casa, Sì. si può fare se ci sai un po' giocare con sta roba, ecco. Ecco, Allora, nel frattempo vedo qualche assicurazione sulla vita, no? Mirko invece vi invita a provare a casa, io vedo le assicurazioni sulla vita e abbiamo fatto il business, no? Siamo a posto? come no? Allora, adesso ti sto collegando come tu fossi attaccato alla tua batteria servizi del camper all'alimentatore che prima tu hai visto che abbiamo tarato a 13,6 che è quello che serve per fare 13,69. sì, ok, 13,6, 13,7 è quello che serve per fare partire lui, no? Ah, sì, porca puttana ragazzi. Cioè, perché vedi, in teoria dici dovresti essere contento perché ti funziona il parallelatore e in pratica no, porca puttana, cioè a 13,6. Cosa mi serve a me a 13,6? Cioè, qua. troppo cazzo. Vieni qua. Adesso c'è il calo di tensione. Ho capito. Ma se io vado, guarda, mi tacco sul negativo e il positivo in uscita, vedi lui sta caricando 13,4, vedi? Ho capito, ma è sempre a 13,2 che ero io non caricava. No. Sei giù di volta. Sono abbastanza inutili sti cacchi di robi della CBE. Cioè dovevano metterlo, secondo me, predisporre tutti i camper con l'interruttore come ha fatto Mirko, cioè che puoi escludere il parallelatore, e caricare a 12,5 e no a 13,6, porca miseria. Non hai un voltaggio sufficiente per farlo scattare. Cioè vuol dire che hai le batterie proprio strapiene con i pannelli che caricano tra l'altro, perché la maggior parte dei camper, i camper normali con gli pieni sta a 12,9 o no? Più o meno, più o meno, parlo della maggioranza, per parte dei casi d'inverno, ma per arrivare a 13,6 come c'è, devi essere per forza sotto il sole, con i pannelli che caricano bene in modo che il voltaggio sale.
problema che tu hai è che quando col consumo che tu hai, le tue batterie sono sempre giù, diciamo, di carica, e che vuol dire che una litio a metà è circa sui 13,2, 13,3 e non basta far scattare lui. Tu farai scattare lui quando la tua litio è completamente al 100%. Quindi quando non mi servirà a caricare la batteria motore, in poche parole, ecco. Esattamente. Quindi vabbè, D'inverno poi è un po' più difficile causa pannelli che sappiamo benissimo che caricano quello che caricano. pensa a te, no, che persino il comportamento, no, del CP ha subito una sorta di evoluzione darwiniana, ossia Darwin diceva che con il tempo, in base alle necessità dell'ambiente circostante, piano piano le nuove generazioni cambiavano e si adattavano fisicamente a queste circostanze, no? Shitsp, sto parlando di te. Praticamente, Shitsp è vero, è ora di pappe. Il CP sa che a me dà fastidio quando c'è troppo casino, ok? Quando entro però lei è gasatissima. E allora cosa succede? Quando entro lei prende la pallina, ma non è che gliel'ho insegnato, cioè automaticamente, no, con gli anni, no, le sue azioni sono state portate a prendere sta pallina, no, e masticare sta pallina per sfogare, vero Gioia mia bella? Ma quanto bella sei? Eh? Cioè, a cosa è dovuta tutta questa bellezza? Alla mia interpretazione dell'archetipo della forma del cane? Salutiamo tutti perché è ora di Pape di Emi. Se ne è parlato tantissime volte, no? Perché dai, di solito che ho io in camper, no? Dice sempre della gente che gli chiede ma come mai è andato io in camper, se ce la fa, se si trova bene, eccetera. Io col tempo, con l'evoluzione, con l'esperienza, no? E quindi perché tanca qua fortuna avere Mirko e tutti gli amici, sponsor, eccetera, eccetera, si è creata questa sorta di casetta dei sogni che è più lussuosa e comoda e confortevole ed è a casa che avevo prima, quindi voglio dire... Chi cazzo torna indietro? No, l'unica cosa, sì, siamo sempre onesti, come sicuramente ti avranno raccontato altri full timer, visto che me l'hanno raccontato a me, l'unica, diciamo, seccatura effettivamente può essere il discorso dell'acqua, che non è infinita, perché ok, con la corrente dici vabbè, generatori, pannelli solari o quel cacchio che vuoi, con l'acqua i carichi e scarichi, in poche parole, quella sia un po' l'unica, tra virgolette, rottura che almeno per me per il momento è sempre ancora un'avventura, no? Perché sono andata là quando sei in giro a cercare i rubinetti, no? Eccetera. Se no, mal che vada, hai sempre il culo parato, vai a trovarti un'area camper. Sì, ma degli CP ti perdi tutta la magia. No, ha detto Pape di Emi. Guarda a casa, no, non la vedi. Sony de merda. Le color verde, ma verde, cioè verde no, fluorescente, proprio verde discoteca, vedi tu? Guarda mela. Verde mela, verde pomo. Brillantini. È vero, più brillantini. Aspetta, e l'albero è Natale del Mirko, dai, che soddisfazione, non tanta per l'albero, ma perché l'ha tutto il sistema di domotica, no? Con tutti i sopprogrammini, dei colori, accensioni, spegnimento e tutto quanto, comandabile dal telefono, vedi? Quindi più o meno è la roba che siamo devo fare adesso. Le bianco, celeste e blu, i tre colori che è composto l'albero, che ciccheria. Vedi tu, spoiler, tanto i gas spoilerà, questi sono i regali, no? No, questi, le macchinette, no? Questo qua, che a Maria ha fatto a Mirko, ok? A cassetta con tutti gli attrezzi e anche a Ciave là sotto. Già però nella casa che pronto è? Vabbè, ci tenevo a aggiornare il tuno, perché a Mirko queste robe gliele ho dette nel dietro alle quinte, che come sempre sono molto contento, ma perché sono molto contento stavolta? No, della retrocamera magari non ho detto tutto, non ho detto che di notte faceva quelle luci blu a intermittenza che veramente erano molto fastidiose, cioè mi creava l'inquinamento luminoso, cioè non avevi mai il buio pesto perché luce qua, luce là, ci si mettevano anche queste luci. Seconda cosa, comunque faceva una sorta di rumore, tipo una specie di piccolo fischio. E terza, ma non meno importante, come dicono gli inglesi, last but not least, e io che ho il braccino corto, cioè non solo nel senso che sono taccagno, ma anche proprio fisicamente, cioè a natura la dita, guarda, fermo proprio il pandan completo, e non ci arrivavo a attaccare a telecamera, cioè mi toccava togliere le cinture ogni volta con conseguenti rischi di multe, no? Si te fermava, robe del genere. Quindi adesso da lì, bottoncino più a portata di mano, tac,
accendo, cioè gli dà la corrente, automaticamente parte la telecamera, quindi non è che abilito la corrente e devo accendere la telecamera, no, clicco lì, si abilita la corrente e si accende da sola, cioè veramente tanto contento, tanto. Anche perché magari possono sembrare piccole cacchiate, no? Cose da poco, micro soddisfazioni, chiamale se vuoi, però un giorno viene una, un giorno viene un'altra, tutte sommate creano questa casa mobile, una figata pazzesca, insomma sta diventando sempre più figa, ormai non che manca praticamente più niente, porca miseria. Come no, Alexa? Alexa no, per carità, con Alessia dico Alessia sto a luce Sul guai, no? sì, anche te Alexa no.